3 giugno 1966 il Consiglio Comunale di Giavera, su proposta del sindaco dell'epoca Nereo Marsi, deliberò di farsi promotore della realizzazione di un'opera di alto valore spirituale in occasione del 50° anniversario della battaglia del Solstizio 1918. Ecco, nella stessa circostanza venne dato mandato al sindaco di costituire un comitato d'onore, del quale fecero parte il vescovo di Treviso, poi Monsignor Carraro, tutta una serie di politici anche di alto livello come Andreotti, Ferrari Agradi, Caron, Zanioli Lanzini, eccetera. E un comitato esecutivo locale che avrebbe dovuto gestire l'opera, la costruzione dell'opera. In realtà questo comitato ebbe un ruolo molto blando. Il progetto fu realizzato dall'architetto professor Angelo Tramontini. Il 23 giugno del 1968 venne posata la prima pietra di questa costruzione. La cerimonia religiosa fu presieduta dal vicario del vescovo, che era Monsignor Pietro Guarnier. È abbastanza strano che a questa inaugurazione non abbia partecipato il vescovo, perché quando si fa una chiesa normalmente il vescovo dovrebbe essere presente. Dagli inizi la chiesa ha avuto qualche difficoltà dovuta al fatto che la costruzione era molto alta, fredda, impossibile da riscaldare di fatto. Ha funzionato fino più o meno al 2000. Quando io ero sindaco, sono stato sindaco dal 95 al 2004, e la copertura della chiesa era fatta da pesanti lastroni di marmo che erano ancorati alla parete stessa con dei ganci sulla cui solidità era almeno lecito dubitare. Per cui ricordo che all'epoca mandai una comunicazione al parroco chiedendogli di dare attestazione della sicurezza dell'edificio in quanto aperto al pubblico. Il parroco, che era Don Veludo, girò la pratica al vescovo, era preoccupato anche lui della stessa cosa, e furono inviati 2 tecnici, 2 ingegneri, che rilevavano che di fatto le pareti della chiesa flettevano leggermente in conseguenza del peso di sti lastroni. Le pareti erano abilitate per sostenere un peso, se non vado errato, di 80 kg a metro quadro, viceversa ce n'erano più o meno da 150 a 210 all'incirca, per cui venne decisa la rimozione dei lastroni. L'agibilità della chiesa venne sospesa. Al momento di ridare l'agibilità alla chiesa non si poté farlo, perché purtroppo ha anche il pavimento in pendenza dall'entrata, dall'ingresso sino all'altare maggiore in fondo, e questo è in difformità dalla legge 616, e quindi le cerimonie religiose si dovettero fare nella cripta che avete visto prima. Proprio per queste ragioni, di questi accertamenti comunque fatti dall'autorità religiosa, si è addivenuti alla decisione di abbattere la chiesa, perché una sua ristrutturazione io credo che comporterebbe costi insostenibili da parte della comunità. Ecco, un altro problema di questa chiesa era stata fatta una scala esterna, ma che di fatto era un pericolo perché non era sufficientemente protetta, tant'è che venne tagliata a metà dell'altezza, insomma, e come si può vedere nella parete est. Questa scala sarebbe dovuta servire anche per accedere alla parte alta della chiesa, nella quale doveva sorgere un museo di guerra.